speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Ritroviamo in studio con noi Sonia Fregolent, ben trovata, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Sonia Fregolent, che oltre a essere sindaco di Sernaglia della Battaglia, qui è soprattutto nella veste di candidata al Senato, il collegio uninominale senatoriale 2, quello di Montebelluna, Castelfranco, parte della provincia di Venezia e poi la provincia di Belluno, insomma diciamo un po' tutto il Veneto centrale, per così dire, da nord a sud, e poi anche nel collegi plurinominali di Treviso e anche altri collegi. Sonia Fregolent, diciamo forse uno dei temi principi di questa campagna elettorale, ma proprio perché è un'esigenza molto sentita e molto sentita soprattutto nel nostro territorio, è quello della sicurezza. Insomma, i cittadini anche nella Marca si sentono insicuri. Sì, i cittadini si sentono insicuri, è un problema che che è aumentato nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi anni, dove uno non è più sicuro neanche a casa propria, dove uno non sa se quando chiude il proprio negozio si trova chi lo vuole rapinare, dove una ragazza non sa se può camminare sicura per strada senza essere aggredita o comunque chi trova una volta svoltato l'angolo. Questo è un problema grave, un problema serio che deve essere affrontato con delle regole certe, e io sono convinta che laddove manca o laddove comunque viene impedito alle forze dell'ordine di fare il proprio lavoro, si creano queste sacche di delinquenza che rendono insicura la vita di un cittadino, e ciò non è tollerabile in uno Stato civile. Ecco quindi che dobbiamo assolutamente recuperare e ridare spazio alle forze dell'ordine, avere la certezza della pena. Spesso si parla di pena rieducativa, ma la pena diventa rieducativa anche nella certezza della stessa, vale a dire, se io commetto un furto, se io commetto una rapina, se io commetto delle lesioni nei confronti di una persona e mi vengono dati 3, 5, 10 anni, non è che poi mi si riducono perché c'è la buona condotta, perché c'è la messa in prova, perché io ti do 3 anni e sconti 3 anni, cioè la giustizia ti dà 3 anni, si scontano 3 anni, si scontano 5 anni o si scontano 10 anni. Questo è garantire il cittadino di fronte a chi commette un reato. Non ci possono essere gli indulti, non esiste che passa l'idea che comunque sia, qualunque cosa uno commetta o faccia, c'è sempre qualcuno che in qualche modo trova la scorciatoia per farlo uscire o per non fargli pagare la pena. Addirittura mi dicevano che ultimamente se ci sono delle norme per cui se uno aderisce alla messa in prova si cancella persino il reato dalla fedina penale. Cioè questa non è serietà, e soprattutto si offre su un piatto d'argento si offrono le condotte illegittime e illecite a chi ha voglia di delinquere e si premia chi ha voglia di delinquere. Questo non è né accettabile né tollerabile, quindi bisogna ripartire dalle forze dell'ordine in cui in questi anni che non sono state premiate, sono sempre state tenute così senza risorse, non hanno mai avuto la possibilità di lavorare, tanto anche se poi lavoravano o comunque prendevano in flagranza di reato un criminale, poi ci si ritrovava con la norma che permetteva a quella stessa persona di fare neppure un'ora di carcere, e questo è veramente paradossale, ecco. Quindi assolutamente. Il tema della sicurezza si lega anche a quello dell'immigrazione? Assolutamente sì, spesso vediamo che chi commette il reato o commette i reati sono gli stranieri, quindi non è una questione di razzismo, ma all'interno dei programmi della Lega c'è ad esempio il fatto che chi commette
commette un reato non possa chiedere la cittadinanza, chi commette il reato non possa neppure più fare la domanda di rifugiato politico. Non esiste che noi ci portiamo qui e su questo poi potremo aprire altri capitoli rispetto all'immigrazione e a come è stata gestita il fenomeno dell'immigrazione, però dico, spesso ci si ritrova con persone che dichiarano di aver chiesto lo status di profugo e quindi l'asilo politico, che però spacciano oppure rubano oppure rapinano oppure violentano. Queste persone devono essere rimandate a casa, fermo restando che spesso e volentieri queste persone non sono dei richiedenti asilo politico, ma sono dei migranti economici. Ecco quindi che anche su questo tema dobbiamo intervenire. Il sistema che è stato messo in piedi è un sistema fallimentare, lo si è dimostrato in tutte le sue fragilità, è un sistema che è andato a portare beneficio soltanto alle cooperative che gestiscono questi centri e che poi quando a una persona viene riconosciuto lo status di profugo viene messo in strada. Io ricordo sempre l'esempio di quel profugo che si è lasciato morire nel Canale Grande a Venezia perché una volta che gli è stato riconosciuto lo status di profugo è stato letteralmente abbandonato. Allora questo non è uno Stato, questi non sono gli accordi, che quindi bisogna rivedere tutte le leggi di ingaggio che sono state fatte dal governo Renzi Alfano, bisogna aiutare quelle persone a casa loro, perché con i soldi che noi utilizziamo per mantenerli qui a fare nulla, perché c'è da dire anche questo, lì potremo veramente dare delle risposte concrete e far crescere e rafforzare il tessuto locale e l'impresa locale. Questo è appunto anche un po' lo slogan, diciamo così, con cui anche Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, ha sintetizzato le proposte sul tema, cioè bisogna aiutarli a casa loro, nei loro paesi di origine, ovviamente per anche cercare di prevenire, in qualche modo gestire meglio questi flussi epocali davvero di persone. È impensabile pensare di poter accogliere tutti in Italia, no? Quindi e anche chi dice ma l'immigrazione serve per controbattere la denatalità perché saranno quelli che garantiranno le pensioni. Allora facciamo anche qui un discorso serio. Qual è il fabbisogno? Chi ha il fabbisogno fa la richiesta, chi arriva ha un contratto di lavoro, ha un posto dove andare a dormire, ha dei controlli sanitari. Che se non c'è più richiesta, nessuno arriva per fare l'accattone, per rubare o per rapinare. Quindi una politica seria rispetto a questo, ma una politica seria che vada anche a far sì che i nostri giovani che in questo momento non trovano lavoro in Italia rimangano in Italia. Noi abbiamo tantissime menti brillanti di giovani che se ne vanno all'estero. È paradossale che formiamo i nostri ragazzi, poi ce li lasciamo portare via. Grazie a Sonia Fregolent, candidata al Senato per la Lega Nord, la coalizione di centrodestra. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito e vi rinnovo l'invito naturalmente ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.